e nonostante sia una giornata di lunedì, tutto sommato sembra che sia abbastanza scorrevole. Le code non sembrerebbero troppo lunghe, anche se ovviamente da questo punto non è proprio facile da capire, però da quando c'è il semaforo verde sembra che sia abbastanza scorrevole. Adesso aspettiamo, il rosso è scattato da qualche minuto, adesso vediamo per quanto durerà l'amico Gentilini. Approfittiamo per ricordarvi sempre che sulla pagina, diciamo, di Chioggia Azzurra abbiamo messo un sondaggio un po' anche scherzoso, se vogliamo, per quanto riguarda la votazione di alcuni, diciamo, personaggi che abbiamo messo, tra cui il sindaco Ferro, l'ex consigliere regionale Lucio Tiozzo, l'ex assessore Alessandra Penzo, appunto per le prossime comunali che anche se sono distanti. Adesso c'è il verde e vediamo un attimo. Infatti c'è il verde ma le macchine continuano a passare. Adesso vediamo quanto dura vediamo quanto dura la coda, quanta ce n'è insomma. In questo momento non è da poco. Non ho preso nota di da quanti minuti è acceso il verde, da quando è partito dovrei conteggiarlo. Ecco, ricordiamo che sono iniziati proprio questa mattina questi lavori, erano lavori che erano previsti da tempo, purtroppo si sarebbe finito l'anno scorso, ma col fatto che c'è stato poi il Covid che continua a essere purtroppo presente. No, rispetto a prima sicuramente il traffico è aumentato, o no, vediamo. Ecco, no, sembrerebbe che insomma tutto sommato abbastanza scorrevole, insomma sembrerebbe non una situazione proprio drammatica. Probabilmente incide anche il fatto che siamo in lockdown e quindi teoricamente dovrebbe esserci meno traffico. Ancora verde, dura abbastanza il verde, dopo misuriamo quanti minuti. Insomma traffico c'è, però insomma dai, non è una coda pazzesca, tutto sommato è una cosa che può, insomma, non sembra un disastro. Bisogna vedere anche dall'altra parte com'è. Comunque dura molto perché praticamente la trasmissione è iniziata che c'era già il verde e quindi adesso sono 4 minuti e 40. Ecco, adesso è tanto rosso, quindi dura circa un po' più di 4 minuti sembrerebbe. Vabbè, per il momento è tutto, eventualmente avremo altri aggiornamenti in seguito. Grazie di averci seguito, quindi al momento interrompiamo lo streaming.